Cari amici, benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Veneto Agricoltura Channel che voi sapete approfondisce, affronta i temi legati alle DOP e l'IGP del Veneto, quindi ai prodotti più importanti, quelli che sono riconosciuti dall'Unione Europea. In linea con noi, lo vedete, c'è Luca Stefani. Luca Stefani è il presidente di Api Dolomiti, l'ente promotore del miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, un miele particolare. Non ci sono molti mieli che sono certificati, quindi questa è già una bella, un bel successo, una bella vittoria, ecco, da mostrare, ma soprattutto dobbiamo dire che con lui celebriamo i 10 anni della DOP, vero Luca, ci diamo del tu. Sì, esatto. Siamo a 10 anni dall'inizio di questo percorso e sicuramente un orgoglio per Api Dolomiti essere arrivati a questo traguardo, perché è sicuramente un riconoscimento molto importante per la nostra apicoltura. Ecco, allora ne parleremo diffusamente, però adesso cerchiamo di capire meglio cos'è il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, e allora vediamo la scheda che vi presentiamo tutte le settimane. Prego la regia. Il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP è prodotto con il nettare dei fiori del territorio della provincia di Belluno, da sottospecie indigene della specie Apis mellifera. La tradizionale cultura culinaria locale sull'uso del miele è testimoniata da documenti apocrifi con ricette databili attorno al 1500 e altre più numerose dal 600 in avanti. Un documento sui prezzi del 1712 ne riporta catalogati 3 diversi tipi: miele di fiori d'Alta Alpe, miele di Brugo, miele di bosco misto. Il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP si contraddistingue per l'ampio assortimento di colori e sapori, legati all'elevata biodiversità floristica presente nel territorio bellunese. A seconda della fioritura periodica nel disciplinare si distinguono le tipologie: millefiori con colore che varia dal giallo chiaro all'ambrato, acacia colore giallo paglierino trasparente, sapore delicato e molto dolce, tiglio dal sapore dolce con leggero retrogusto amaro e colore variabile dal giallo chiaro al verdolino, castagno, bruno scuro, poco dolce e amarognolo, tarassaco, miele con riflessi gialli, poco o normalmente dolce, solitamente acido, leggermente amaro. Infine il rodondedro, delicato e pressoché trasparente. Le arnie in cui viene prodotto il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP sono di tipo stanziale, anche se possono essere periodicamente spostate, purché sempre all'interno della zona di produzione. L'estrazione del miele avviene nei vari periodi di fioritura, direttamente dai favi dei melari, mediante centrifugazione. Al momento del prelevamento dei melari, le api vengono allontanate con metodi che escludono l'impiego di sostanze che potrebbero alterare il prodotto. Il prodotto è immesso in commercio tutto l'anno nelle tipologie miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, in contenitori di vetro da 250, 500 o 1000 grammi, chiusi con tappo metallico e sigillati con l'etichetta. Inoltre si può trovare in monodose in confezioni di vetro o altri imballaggi idonei. Il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, che va conservato al riparo dalla luce e da fonti di calore, si abbina bene ai formaggi tipici del territorio e si utilizza ovviamente come ingredienti di piatti e dolci della tradizione bellunese. Ecco, allora questa è la scheda, abbiamo presentato questo miele che, come avete capito, non è un miele, ci sono molti mieli, no? Allora, Presidente, abbiamo detto che c'è millefiori, acacia, tiglio, castagno, tarassaco e rododendro, quindi tutta la varietà floricola delle Dolomiti. Esattamente, diciamo quello che contraddistingue la DOP dei mieli delle Dolomiti Bellunesi rispetto ad altre DOP è che il riconoscimento vale per appunto 7 specie di mieli diversi. Il disciplinare, che poi è quello che regola la produzione, valorizza la produzione stanziale in provincia di Belluno, e quindi tutta la filiera di produzione dall'allevamento delle api alla smielatura in provincia di Belluno. In Italia esistono 3 DOP, quella della Dolomiti Bellunesi è l'unica che vanta fino a 7 tipologie di miele.
Ecco, però questo è il disciplinare di questa DOP. Ricordo, celebriamo il 10° anniversario della DOP, però diciamo che non era sufficiente o non è sufficiente questo disciplinare, quindi voi state chiedendo una revisione. Stiamo chiedendo una revisione perché l'evoluzione della tecnica, i metodi di produzione del miele cambiano negli anni, sono cambiati. Alcuni parametri chimico-fisici dei mieli erano un po' troppo stringenti, per cui stiamo lavorando con la regione per richiedere delle modifiche, sia a livello di parametri chimico-fisici che a livello di produzione. Per esempio non era contemplata la deumidificazione del miele, che di fatto è una lavorazione quasi obbligata in questi anni di sbalzi climatici. E in più la tipologia di confezionamento non era più al passo con quelle che sono le richieste di mercato. Per cui per mantenere attuale questo tipo di certificazione dobbiamo richiedere una modifica al disciplinare. Allora, voglio fare 2 o 3 domande molto secche. La prima cosa, la qualità, come posso dire, la DOP già mi dà una grande serenità come consumatore, compro un prodotto DOP e ho delle sicurezze. Ecco, ma come si fa a riconoscere la qualità nel miele? Diciamo che nel caso del miele la qualità è intrinseca anche del territorio in cui vengono allevate le api. La nostra certificazione prevede appunto che gli alveari rimangano stanziali in provincia di Belluno, per cui non è possibile fare nessun tipo di nomadismo al di fuori della provincia, per cui sappiamo benissimo che la provincia di Belluno è dal punto di vista ambientale una provincia incontaminata e che quindi rende i mieli di altissima qualità. Naturalmente poi a fronte di questo tipo di produzione ci sono anche delle analisi su quella che è la qualità del miele, sia dal punto chimico-fisico che organolettico. Per cui di fatto la certificazione è molto importante per il consumatore finale, per dare appunto origine del prodotto e qualità nella lavorazione. Diamo qualche numero del miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, ovvero quanti sono gli apicoltori che conferiscono, ecco, oppure hanno la possibilità di mettere il marchio DOP, e anche quanta produzione c'è. La produzione è abbastanza limitata appunto per i problemi di produzione e diciamo dei parametri chimico-fisici del prodotto. La Api Dolomiti come cooperativa ha deciso ormai da anni di avere il laboratorio di smelatura certificato per poter lavorare miele DOP. Attualmente i produttori DOP sono 3 e la produzione si limita attorno dipende dalle annate, perché non è sempre costante, vista anche la limitata area geografica su cui si può produrre. Si gira attorno ai 200, 300, 400 kg l'anno. Sono 10 anni di DOP, quindi da questo punto di vista i nostri complimenti e i nostri auguri, e speriamo che anche il nuovo disciplinare possa portare presto novità positive sia per il consumatore e certamente per voi produttori. Allora, grazie Presidente, adesso lo possiamo dire, alla fine continui le sue ferie e ovviamente l'attività di Veneto Agricoltura Channel continua con la settimana prossima. Mimovita vi saluta, grazie a Luca Stefani.